Bella raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano, siamo su PS e abbiamo la Team Caz, primo turno, anzi secondo turno, per il primo non l'abbiamo fatto, siamo contro la Juve del 2002-2003. La grande Juve che però ha perso la finale di Manchester, siamo con 11 di serie praticamente la partita. Puntiamo al turnover, chi se ne fotte sinceramente. C'è tensione. Peter Brackley, Trevor Brooking. Dai, devo un attimo far rifiatare i miei uomini. Magari qualcuno mettiamo nel secondo tempo. Vikash de Rezo. Super Pipus. Pipus. Attenzione Manuel Cesar, Ricosta. Ricosta subito in mezzo. Pippo in... Ma dai, Pippo da 1 millimetro, Pippo. Brocchi. Comunque sto registrando questo dopo un giugno devastante. Prima Paolo. Poi, anzi, prima Ibra. Poi Paolo. Poi il nostro Silvio. Adesso abbiamo venduto anche Tonali. Qualcosa di inaccettabile. L'ultima bandiera del calcio, quantomeno l'ultima bandiera rossonera. Venduta. Così. Non faccio fatica a commentare, ragazzi, l'unica speranza sarebbe riuscire a prendere sia Frattesi che Savic, ma è più facile vedere il Milan vincere la Champions League. Dai, pensiamo a questo, dai, che se penso al calcio vero mi viene da vomitare. Era da un po' che non dicevo sta frase, la dicevo negli anni bui di settimi e ottavi posti. Ma Cardinale a questo vuole portarci, vuole vendere tutti, fare cassa, cercare di fare lo stadio, vendere il Milan e ciao. Frega un cazzo di risultati sportivi purtroppo. E poi vabbè, vedere gente come Koulibaly a 30 anni andare in Arabia proprio. Il calcio sta andando verso una rotta orrenda purtroppo. Crespo, Hernan, il gatto a 9 code, il gatto a 9... Scusate. Stiamo giocando un buon calcio, però un calcio molto importante. Guarda Brocchi ragazzi, Brocchi si nasce, campioni si diventa, ma Pavel Nedved se c'era. Ma sapete che comunque la Juve la stimo, quindi Milan e Juve negli anni 90 hanno dominato, i primi 2000 hanno dominato il calcium. Negli anni d'oro della Serie A. E l'Inter dov'era? Boh. Non mi resta che dire questo ormai, ma... Poveri noi, poveri rossoneri. Dai, basta, dopo questa parentesi orrenda. E Serginio a destra per scelte filosofiche. Andiamo da Raso Vikash, autore di un gol contro il Bologna, annullato un meraviglioso. Peccato Vikash, grazie lo stesso Vikash. Rui Costa, Rui Cesar Manuel, Rui Costa. Siamo qui che cantiamo con il cuore. Diavolo, vinci per noi. Hernan, la Juve non sta giocando, ragazzi, Giochiamo meglio con le riserve. La cosa è abbastanza ufficiale. Brocchi. Brocchi. Sergio. Grande Milan. Ho visto un grande Milan. Brocchi. Rui. Rui. Non ci credo. Come cazzo tiriamo? Che cantiamo con il cuore. Diavolo, vinci per noi. Il costo. Anche i cori erano più belli una volta. Bella. Crespo. Il gatto a 9 code. Ma perché tirano così i miei? Ma perché? Ma perché? Noi siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo... Brocchi sta giocando un calcio arioso. Un Brocchi devastante. Cesar, Manuel, Ricosta. Ruben Oliveira, che la Juve ha fatto un po' di turnover, comunque c'è anche Salas. Super, super Pippo. Pippo, Pipus. Pipus per Crespo, niente da fare. Perché Crespo e Inzaghi non esistono in questa stagione. Per adesso. Brocchi, la stellina del Milan. Brocchi, Brocchi, Brocchi. Ma la Juve non c'è, ragazzi. La Juve non c'è Pippo, niente, mamma mia. E Salas. Oh.
Siamo noi. Milano siamo noi. Milano. Merda. Attenzione del Piero Alex. Mamma mia. Ho lasciato il Cori solo intelligenti. Del Piero. Del Piero. Grande Dida. È venuta fuori anche la Juve. Sergio. Brocchi. Occhio. Niente da fare. Finisce il primo tempo. Buon Milan, però è venuta fuori anche lui nella seconda, diciamo, parte del primo tempo. Dai, sveglia ragazzi, però. Pavel. Mamma Pavel, attenzione, gol della Juve, incredibile. Al primo affondo di Nedved, gol con Marcelo Salas. 1-0 Juve. Gol pesante, anche che vale doppio. Il Milan è sceso in campo nella ripresa. Sveglia, va da Fioi. Attenzione ancora Juve, mamma Nelson. Pippo, la Juve lascia spazio. Attenzione a Pippo per Hernan. Niente, Crespo e Inzaghi l'hanno fatti scandalosi. Pippo Rui. Ma lasciami andare. No, vabbè, c'è. Non ho parole. Alessandro Del Piero, vale. Attenzione, il gatto a 9 code. Crespo per Pippo. Pippo da Vikash, troppo turnover forse. Vikash per Pippo. Ma ferma ragazzi, mi tirano come i bambini dell'asilo, cioè, boh. Hernan, Jorge, Crespo, sì, vabbè, Hernan, entra in mezzo, Pippo! Non ci credo, no, cosa ha fatto Buffon? Cosa ha preso Gigi? Mentre che si è mangiato anche questo, però. Ah, non ci credo. È un brutto sogno, vero, raga? Svegliatemi da questo incubo. Inzaghi ha fatto un errore, non da Pippo. Rui. Attenzione ancora, Madonna, Juve stra mega. Buco Juventino, Crespo. Non ci credo. Pippo. No, sono pagati i miei. Sono pagati per non segnare. È finito. Esce Crespo, entra Sceva. Cacca in attacco. Esce Sergio. Ed entra Pippo Pancaro. E Gennarino, Gattuso. Ci stiamo mangiando l'impossibile. Stiamo perdendo. Vabbè, Sceva. Attenzione Andri, subito Andri scatenato. Andri, vento di passioni, bellissimo per lui. No. Stam. Vikash. Per Kakaber, Calazze. Vai Kakaber per Ricky.
Se non sappiamo tirare, la cosa ormai è diventata di dominio pubblico. Almeno un pareggio, cazzolina. Alex. Dida fa un miracolo senza senso su Alex. C'è andata di lusso. Attenzione però, errore qua. Errore della Juve. Ma Sheva dove va? Shevchenko. Sheva. Non ci si avevano un po' a prendermele tutte, però dai, vabbè. Andri ancora, stiamo dominando però. Attenzione Ricky, non t'era! Pippo Pancaro, Brocchi! No, va bene, ok. Juve allo sbando, ma riesce a salvarsi ancora. Lui non ci crede. Brocchi che ha fatto un bel tiro anche da Buffon, ragazzi. Oggi è ancora più forte del solito. Ricky, no. Attenzione, Ricky lentissimo qua. Thuram. È cotta la Juve, è cotta. Andri, gol. Ancora Buffon. Buffon è la cosa più incredibile del mondo. Ti prego lui. Cacà. Niente. Attenzione, ennesimo errore juventino che veramente sta meritando di perdere, cazzo. Ricky la mette in mezzo per il niente. 87esimo. Lui veramente sta portando a casa una vittoria senza senso. Ambro. Lui. Incredibile che lo stiamo perdendo, Cacà. Ricky, ultima azione forse. Ricky Memphis, Cacà. Ricky Memphis, ma la Juve veramente in difesa non c'è. Shevchenko! Finalmente 1-1. Andri, il vento di passioni. Shevchenko. Per sicurezza. Bellissima. 1-1. Proprio alla fine, proprio all'ultimo respiro. Dai. Vedo con lo 0-0 passa la compagine bianconera. Ah no ragazzi, è partita secca, scusate. Non ci credo, pensavo andata e ritorno, invece è secca. Si va ai supplementari, ragazzi, ci siamo salvati, eravamo eliminati. Ma fiore, che credo. Ero convinto ci fosse ancora il regolamento vecchio. Primo tempo supplementare. Andri. Ah, peccato. Ricky. Andri. E la Juve ha subito il colpo. Sheva. Non ci credo ancora, Buffon. Sheva ci ha salvato. Comunque. No, Ambro, no. Che deve battere Ambro. Che Juve veramente mi sta deludendo tantissimo. Stiamo letteralmente dominando. Juve ha fatto un gol proprio su 3 occasioni. Ricky. Lui. Sheva. No, Sheva ha sbagliato tutto. Ma guarda, non corre la Juve. La Juve è cotta. È cotta. Sono cotti. Caca. Guarda Ricky, guarda cosa fa Ricky. Pippo Pancaro.
Grande Brocchi. Entra in area Brocchi. Scatenato Cristian Rui Costa Brocchi. Dentro Zarageta. Ricchi di testa. Niente. Bisillavo di felicità. Fuori. Pippo Pancaro. La Juve Contest. Corriamo il triplo, ragazzi. Corriamo il triplo. Finisce il primo tempo supplementare. Lo spettro dei rigori stile Manchester. 18 tiri. Cioè, ma sto dominando. Cioè, Buffon ha fatto l'impossibile Gigiotto. Gigiotto Buffon. Dai, Fiori, lui. Calazze. Cacaver. Calazze. Sbaglio di Calazze. Bravo Stam. Vede lui. Io sta sbilanciata. Poi tutti in avanti sono pazzi. Mamma mia. Guarda che sbaglia. Del Piero. Del Piero. Doraso. Lui. Trezeguet no. Fuori gioco. Oh. Stam. Cacabe. Ancora errore. Stiamo giocando ma adesso secondo tempo supplementare. La Juve si sveglia così a folate. Mauro Germa. Fioi, ma percatelo! Mamma mia. Ora stiamo lì dopo 1000 occasioni. Io. Madonna. Ricky. Vai Ricky Memphis. Bravo Ricky Memphis. E la dà Vikash. Dai Vikash. Dai Vikashone Doraso. Dai Vikash. Attenzione, la Juve è strasbilanciata. È strasbilanciata. Doraso fa il numero. Scema. Gol. L'autogol della Juve. L'autogol della Juve. Birindelli mio. Ma cosa ha fatto Doraso? La Juve si è fatta fregare. Scema. Ancora Buffon miracolo. Ma stavolta siamo un po' fortunati. Oh. Mamma mia, oh. Meritatissima la vittoria, però. Milano siamo noi. Juve allo sbando, Ricky, Rui Costa. 3-1. Game 7 match Milan. Grandissimo Ricky. Rui Costa la mette dentro. Per uno dei gol più facili della storia della Coppa della Team Cazzo. Poi sarebbe diciamo, il campionato della Superlega, la Coppa è la Coppa della Superlega, mettiamola così. Bravi ragazzi, troppi gol mangiati però. Ragazzi, il derby dei derby, Milan 88-89 contro Milan 2004-2005. Sarà dura questa. Contro il Milan dei Milan, la più grande squadra della storia. E però ottava, ragazzi. Anzi no, siamo noi ottavi. Dov'è? Cazzo è il Milan? Non l'ho visto, non l'ho visto. Era prima, se non l'ho visto è prima. Niente, dormo ragazzi, scusate. Sono troppo triste per Sandrino nostro. Vai, Thomasson. Mamma mia, siamo contro un Milan devastante. Vai, Gatto. Gattuso! Cosa fa Gattuso? Gennaro Ivan, Andri entra in area, Sedorf. No, Willy Wonka, effetto serra, no. Attenzione Rud. Qua torniamo con la Ternana, attenzione. Gullit. San Marco, Van Basten, il Cino di Utrecht.
Carletto Ancelotti. Stam. Paolone d'oro. Grande Seedorf. Dai, il Milan 89 imbattibile teoricamente. Ce l'ho, mamma mia. Van e Basten. Rud. Yondal. Sheva. Seedorf. Friendly, no. Attenzione a Marco. Bravo Cafu. No, ma dov'è il fallo? Pirlo, bravo Pirlo, vai Ricky. Sheva. In difesa c'è praticamente la più forte difesa della storia del calcio. Vai Paolo. Vai Pirlo. Vai Yondal. Thomasson. Bravissimo Yondal. Ma la mette malissimo. C'è che Thomasson non è proprio un assist man. Seedorf. Sheva mio. Bravo Sheva. Dai. Ma non di là, madonna, proprio sbagliano tutto, però è Pirlo. Si prova a Trilli, ma Gullit. Van Basten. Mamma mia, è scritto il rigore qua Gattuso. E chi non salta è un perugino. Nesta. Andrea, sto mia, deve stare. Pirlo. Uragano Franklin. Cafu, mamma mia. Carlo Ancelotti. Ricky. Dai Fioi, no. Mamma mia. Capstam. Per cuore di drago. Ricky. Sheva. Andri. Ragazzi, è impossibile superarli questi, però, Cafu. Gattuso, proprio Gattuso deve arrivare alla palla, zio. Nesta. Occhio. Mamma mia. Fioi. Non tocchiamo palla con questi, Mamma mia. È scarso il Milan 88-89. Clarence. Bravo Seedorf, uno dei migliori dei nostri, sta mettendo cuore. Ancelotti vola, Carletto vola. Gattuso. Pirlo.
Mamma mia. 0 tiri in porta, ragazzi. Una vergogna inaccettabile. Riceve. Andri. 20 di passioni per Yondal. Ricky per Andri. Bello. Tiro eccitante. Niente. Poi Andri per Yondal. Sceva. Spacca tutto, Andri. Non ci credo. Il suo tempo migliore però. Dai, fioi. Cafu prova il passaggio di profondità, ma ci siamo. Gattuso. Pirlo. Non ci credo. Andrea Trilli, campanellino Pirlo. 1-0. Pirlo l'ha messa, ma che gol, signori. Secondo tempo siamo partiti a bomba, raga. Gattusino. Vede Andrea. Ed è una gemma inaccettabile. Grande Pirlo, bisogna tenerlo su situazione fondamentale. Faccio... Attenzione, stamina avanti, ho paura. Gattuso per sé non è mai fuori gioco. Andriy Shevchenko, secondo tempo a dir poco devastante del Milan 2004-2005. Mamma mia, grandissimo. Guardate Andriy. Non poteva sbagliarla. Rete. Ottimo 2-0. Cafu. Bravo Nelson. Para Nelson. Pirlo. Ricky Shaw. Fuori gioco. Thomasson. Nel tempo il Milan 88-89 veramente sfilacciato. Ricky. Riccardino Fuffolo. No, Fuffolo no. Non mi fare il Riccardino Fuffolo della situazione. Comunque facciamo solo 2 partite oggi perché voglio chiudere con 2 vittorie, porca miseria. Stellari con la Juve in Coppa in Coppa della Superlega e col Milan più forte della storia. Thomasson. Andrea Trilli che ha sbloccato una partita incredibile di primo tempo, disastroso per noi. Bravo Cafu, mamma mia gatto. Gattusino show oggi Andri, mamma mia. Andri Shevchenko sta vincendo la sfida con il Cigno di Utrecht. Attenzione.
Occhio. Mamma mia, stanno di da qua incoglioniti. Roba nostra, roba nostra. Stam. Occhio. Grande Nelson. Para Nelson. Para Nelson. Dai, fiori, dai. Dai, fiori, stiamo soffrendo, torniamo a soffrire. Rud, mamma mia. Stam. Pirlo. Perché? Sheva per Thomasson. Milan sbilanciatissimo. Thomasson. Vuole far scendere Sheva, vuole far vincere la classifica cannonieri a vento di passione. Thomasson. Ricky. 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 Gatto. Uno dei migliori anche Gattuso oggi. Grande, grande AC di Milano. Grande vittoria, raga. Un saluto al comandante Veneziano. Ciao!